Light. Dunque, In Giro Mimus Nocte è una sorta di allegoria dell'esistenza, del meccanismo del desiderio. Tutto è partito dal fatto di andare avanti, andare avanti, andare avanti, andare avanti, avere questi personaggi, questi 4 personaggi, questo piccolo popolo di cui vediamo solo una parte, ma di cui si può immaginare che si può immaginare sia molto più grande, che va sempre avanti, come poi in definitiva andiamo avanti noi nelle nostre vite. Facciamo questa la cosa che stiamo facendo, poi ne faremo un'altra, poi ne faremo un'altra ancora, e c'è qualche cosa che ci muove a fare queste cose, il desiderio di vedere cose nuove, di fare cose nuove, di soddisfare un bisogno, e quando viene meno questo desiderio in realtà si sta male, si è depressi, si è fuori dalla cosa. Cioè, in realtà la vita è fatta di una concatenazione di desideri e di accadimenti, alcuni belli, alcuni brutti, alcuni così, e lo spettacolo è un oggetto strano sul quale ogni spettatore tende a proiettare molto il suo bagaglio culturale, per cui c'è chi vede più letteratura, chi vede più cinema, chi vede più filosofia, chi vede più fantascienza, chi vede più horror, cioè di tutto, di più, cioè, ognuno coglie le sue citazioni. E la sua natura è proprio questa di essere uno spettacolo potente, perché è uno spettacolo potente, che però non ha, non ha la morale, ecco, ti lascia di fronte a una dimensione aperta, molto coinvolgente, e che ha questo titolo, che vuol dire Andiamo in giro la notte e siamo consumati dal fuoco, che è un palindromo latino, che vuol dire che si può leggere nelle 2 direzioni, che è meraviglioso perché dà l'idea di questo andare in giro, di questo vagare costante, consumati dal fuoco del desiderio, del bisogno, della fame, del desiderio delle cose, ecco, come un meccanismo che non si ferma mai finché c'è vita. Per questa ragione abbiamo trovato questo titolo, che il lavoro era già quasi terminato, ci è sembrato assolutamente appropriato e abbiamo combinato questo.